Presentiamo questa serata sul tema del consumo di suolo. L'abbiamo organizzata qua a Spinea perché Spinea, come forse molti di voi sapranno, è uno dei comuni più densamente popolati dell'intero Veneto, nonostante la sua piccola dimensione. Un territorio che è stato fortemente urbanizzato negli ultimi anni e sul quale si continua a costruire in maniera abbastanza forsennata. In quest'ultimo tempo il dibattito si è molto animato sul consumo di suolo perché con le nuove direttive europee a cadere a livello nazionale e poi regionale si stanno sviluppando dei progetti di legge per rallentare il consumo di suolo. Una cosa a cui noi sta molto a cuore perché è un argomento, appunto, come dicevo, per noi molto sensibile. Vi ringrazio quindi di essere qui, ringrazio i relatori che sono abbastanza numerosi perché volevo affrontare l'argomento sotto diversi punti di vista e con approcci diversi di diverse parti. Io devo fare una conferenza di comunicazione di servizio, qui siamo ospiti di questa struttura del Cinema Bersagliere di Spinea che recentemente ha cambiato la gestione, è in mano un gruppo di giovani ragazzi che stanno cercando di rilanciare la struttura anche con eventi di diverso carattere, tra cui questa serata ad esempio, e per chi volesse anche usufruire di questa struttura qua, all'ingresso c'è un totem con delle volantine informativi dove è possibile anche lasciare eventualmente un recapito, se qualcuno è interessato a organizzare delle serate lo danno massima disponibilità. La serata va inoltre in diretta sulla web radio Stereo 98, che è la prima radio di Spinea, la prima radio storica di Spinea, e per la magia del web questa sera ci sentono praticamente tutto il mondo, chi avrà la fortuna e la voglia di collegarsi su questa radio Stereo 98. Lascio un attimo la parola a Emanuele Gozzolino, che è deputato del Movimento 5 Stelle eletto qui nella circoscrizione a Milano, nostro vicino, e quindi passo lui la parola e lo ringrazio. Grazie Max, buonasera a tutti, grazie di essere stati così numerosi. Sarò breve, sono molti relatori, ci sarà una prima parte diciamo più tecnica e una seconda parte più tecnico-politica, quindi quanto riguarda la legislazione dall'Europa fino alla regione. Lascio la parola ai relatori. E prima faremo vedere un video che è stato fatto dagli attivisti qua di zona sulle aree che verranno urbanizzate a breve, nonostante sia stato costruito ovunque. Questa è l'area di cui si parlava, dove verranno costruiti 9.800 metri. Precauzioni, bella così, e inizia da questa parte di qua alcune villette a schiera, familiari. 22 campi da calcio diventano cemento fabbricati. Comincia un campo, 2 campi, fino a che arrivi a 11, poi ne fai altri 11 più avanti. Qui sono previsti 4.500 metri quadrati di superficie utile a commerciale, 9.000 di residenziale, 5.000 metri quadrati di superficie utile a direzionale e alberghiero. Il tutto abbastanza concentrato perché si prevedono 2 torri che potrebbero arrivare fino a 10 piani, quindi stiamo parlando di 30-35 metri di altezza. Ci sarà un unico complesso di 2.500 metri quadrati dove verrà insediata un'attività commerciale grande, un supermercato, più altri 2.000 metri che verranno distribuiti. In questa area sono previsti dal PRG di Milano 43.000 metri quadrati di capannoni destinati alla piccola industria e all'artigianato.
Questi qua sono una lotizzazione di 78.500 metri quadrati di superficie, per quasi 8 ettari, e costruiranno 50.000 metri cubi di costruzione. Il ricatto che è stato fatto ai residenti di questa zona qui alle nostre spalle è stato un ricatto molto semplice, che hanno detto: se ci mettete i bastoni tra le ruote vi costruiamo le palazzinate a confine con casa vostra. Se invece fate i bravi, allora la mettiamo in fondo al campo dall'altra parte, e sotto casa vi facciamo un'area verde, un parco pubblico un po' più grande di quello che avete già, e così anche non vede il cuore non duole. Tutto il complesso sono l'equivalente di 80 appartamenti. Una casa bene o male sui 160 metri cubi sono 133.000 metri cubi di fabbricato. È stato fatto così appositamente perché se avessero fatto un unico edificio concentrato, questo sarebbe figurato come un parco commerciale e avrebbe dovuto subire una procedura di autorizzazione diversa da quella che è stata fatta. Loro hanno messo quindi 2.500 metri da una parte e altri 2.000 dall'altra, li hanno tenuti separati e con questa scusa hanno utilizzato una procedura molto più semplificata, ma di fatto quello che si va a costruire è un vero e proprio parco commerciale. Come vedete è campagna, da quel punto lì fino a lì. Siamo vicino al passante e questa zona quindi un domani potrebbe diventare appetibile per essere convertita anche in zona commerciale. E non ce n'è bisogno. Quelle case lì sono servite da una stradina di campagna molto stretta, saranno 3,5 metri, 4, non di più. E allora c'è la possibilità di aprire un varco lì e uno lì da qualche parte per collegarsi a questa stradina. In questo modo la strada cieca che c'è adesso, che finisce su quel piccolo parco giochi, diventerebbe una strada di attraversamento. Qui nidificano anatre, aironi, gazzette, fagiani, un'oasi. Adesso qui dove stiamo camminando, a destra e a sinistra, sono previsti condomini su condomini.
presentazione dei tre. Buonasera a tutti, intanto faccio una breve presentazione del primo tavolo di discussione. Allora abbiamo il professor Tiziano Tempesta che ci darà una prima, docente del Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali dell'Università di Padova, molto spesso interpellato anche da giornalisti, purtroppo quando si parla magari di alluvioni o di altri disastri, per fornire delle analisi che spesso vengono disattese poi nella concretezza, e ci fornirà un quadro a livello nazionale di cosa significa consumo di suolo, con anche qualche primo focus nazionale. Il secondo relatore è Michele Boato, che è il fondatore e direttore dell'Eco-Istituto del Veneto Alex Langer e negli anni 90 anche assessore all'ambiente della regione Veneto per i Verdi, che introdurrà invece, si focalizzerà sul territorio veneto, sulla tematica del consumo di suolo in Veneto, e come terzo relatore Don Albino Bizzotto, promotore dei Beati Costruttori di Pace e negli ultimi anni anche molto attivo anche sul fronte ambientale, con promotore anche di coordinamenti, insomma, di comitati e di manifestazioni su questo tema. Come quarto relatore, che non è potuto essere presente ma interverrà al telefono, c'è Domenico Finiguerra, ex sindaco del comune di Cassinetta di Lugagnano, in provincia di Milano. Per 2 mandati fu il primo comune in Italia a proporre un piano urbanistico a consumo di suolo zero. In questo momento non è più sindaco, è consigliere del comune di Abbiategrasso ed è componente dell'esecutivo nazionale dei Verdi, oltre che cofondatore del forum Salviamo il Paesaggio. Chiederei, visto che ci sono molti interventi, di restringere a un massimo di 10 minuti ogni intervento, visto che poi ci sarà la possibilità di fare anche domande alla fine del secondo tavolo. E quindi lascio la parola al professor Tempesta, che credo abbia anche delle slide. Allora, visto che devo fare il professore, parto subito con delle definizioni del professore. Innanzitutto vorrei chiarire che cosa vuol dire consumo di suolo, perché secondo me c'è un po' di confusione. Consumo di suolo non è il fatto che il suolo viene trasferito da un uso a un altro. Consumo di suolo vuol dire che noi perdiamo qualcosa che il suolo ci dà. Consumo di suolo vuol dire perdere servizi ambientali che vengono forniti dal suolo. Vediamo quali sono, cosa dà il suolo, perché forse certe volte non ce ne rendiamo conto. Allora il suolo ha una funzione produttiva primaria fondamentale, senza il suolo non si mangia, tanto per essere semplici. Ha una funzione altrettanto fondamentale di regolazione idrica, ha una funzione di regolazione dei cicli degli elementi fondamentali, ovviamente ha una funzione di conservazione della biodiversità. Il suolo non è qualcosa di minerale, il suolo è qualcosa di vivo, assolutamente vivo e vivente. Il suolo ha una funzione strategica perché conserva superfici che potrebbero tornare buone nel futuro, non si sa mai, come appunto specie di questi tempi nelle istituzioni internazionali. Ha una funzione di regolazione climatica fondamentale perché il suolo ha una grandissima capacità di immagazzinare CO2 e poi ha anche una funzione paesaggistica. Voglio dire 2 cose poi sulle misure che facciamo noi di consumo di suolo, quello che riteniamo essere consumo di suolo, perché poi girano molti numeri che però misurano cose diverse. Per esempio, se noi ci occupiamo della funzione produttiva, vogliamo capire come sta diminuendo la funzione produttiva del suolo, allora dobbiamo misurare l'urbanizzazione. Urbanizzazione però vuol dire che non tutti i suoli sono per esempio impermeabilizzati, quindi non tutti i suoli che sono urbanizzati perdono quell'altra funzione che è altrettanto importante, che è quella di regolazione del ciclo idrico. Sono di cose diverse, per cui le superfici artificializzate, quelle che ci ha dato l'ISPRA negli ultimi anni, sono sicuramente meno delle superfici urbanizzate, quelle che vengono misurate per esempio da Corrill and Cover, d'accordo? Quindi il tipo di misurazione che facciamo noi deve essere funzionale anche al tipo di beneficio di cui ci vogliamo occupare. Bene, allora, occupiamoci delle funzioni produttive. Questi sono dati ufficiali dell'Istat relativi all'andamento delle superfici agricole in Italia. Mi sono preso molto largo, sono partito dagli anni 20 e sono arrivato agli anni 2000. Vedete, negli anni 20 le superfici coltivate erano pari a 21,5 milioni di ettari, ora siamo a 13,3 milioni di ettari.
Dove sono finite queste superfici? Beh, in parte un poco sono state forestate, in parte sono state trasferite da altre parti, in parte sono state urbanizzate. Vuol dire che in Italia la base produttiva è fortemente ridotta. Vi do altri numeri, possiamo anche fare a meno, ma comunque la quantità, la superficie coltivata per abitante in Italia si è ridotta a 0,22 ettari, mentre le superfici forestali, vedete, sono diminuite molto poco, quelle pro capite. Bene, vi voglio far vedere questo dato perché secondo me è abbastanza sconcertante. Questa è una misura molto grossolana, se vogliamo, della capacità produttiva del settore agricolo in Italia, cioè la quantità di biomassa prodotta dal settore agricolo per abitante. Nuovamente, da molto indietro nel tempo, purtroppo non si vede ma c'è anche lo schemino, fino ai giorni nostri. Cosa è accaduto nel secondo dopoguerra? Che si è consumato suolo, ma per un certo periodo, aumentando l'impiego di prodotti chimici, di pesticidi, di fertilizzanti, eccetera, le produzioni agricole sono aumentate nonostante il consumo di suolo. Ecco, da metà anni 80 l'impiego di prodotti chimici e le innovazioni nel settore agricolo non riescono più a compensare la perdita di suolo, tant'è che notiamo che da un certo punto in avanti c'è un picco che appunto corrisponde grosso modo agli anni 80, dopodiché fine anni 70, scusate, dopodiché la quantità di biomassa pro capite si riduce drasticamente. La prima parte del grafico, vedete, il primo picco in basso è la seconda guerra mondiale, è abbastanza ovvio che in quel periodo si producesse un po' meno, cioè, avevamo altri pensieri. Ecco, quindi un primo dato importante: l'Italia sta perdendo fortemente capacità di produzione di biomasse alimentari. Adesso vedo che non va più avanti, però fai sì, grazie. Passiamo all'altra funzione, mi occupo solo di due tanto per dare il dato. Le superfici impermeabilizzate in Italia. Beh, superfici impermeabilizzate in Italia è, come vedete, questi sono dati dell'ISPRA, aumentata drasticamente. Siamo passati da 8.100 km² a 21.000 km² di superficie impermeabilizzata. Cosa vuol dire impermeabilizzata? Vuol dire che se ci arriva una goccia d'acqua sopra, ce la troviamo direttamente nei canali, nei collettori. Pensate che un terreno agricolo riesce ad immagazzinare grosso modo 3.000 metri cubi d'acqua, per dire cosa vuol dire se piove. Pensate che la regione Veneto con i bacini di laminazione sta spendendo 6-7 euro per metro cubo d'acqua immagazzinata. Quindi quando noi portiamo via un ettaro di terreno stiamo buttando tranquillamente quattrini dalla finestra, dell'ordine delle decine di migliaia di euro. Spreco di suolo. Beh, lo spreco è un'altra cosa diversa dal consumo. Il consumo è solo, ripeto, perdita di funzione. Lo spreco è quando noi buttiamo via del suolo in maniera inutile. Esattamente, ma ci sono delle rotatorie vicino a casa mia che non portano da nessuna parte. Cioè, c'è una strada che entra, una strada che esce e la rotatoria che basta. Prima o dopo qualcuno arriverà, va bene. Va bene, qui sono numeri, ma sintetizzando, insomma, nel Veneto la popolazione dal 71 al 2011 è aumentata del 18%, le abitazioni occupate del 79% per non occupate del 175%. Nel Veneto il 20% del patrimonio edilizio non è utilizzato, d'accordo? Eppure nel 2013 sono stati dati permessi per costruire circa 6.000 nuove case nel Veneto e continuano, è crollata drasticamente l'attività edilizia, ma continua lo stesso. Voglio solo fare un'altra considerazione, spero di non avervi fatto perdere troppo tempo. Allora, a questo punto mi chiedo, ma perché va avanti il consumo di suolo? E poi il filmato che abbiamo visto prima è esemplificativo. Guardate questo grafico, ci dice una cosa importante. Questo grafico riporta la ripartizione del prodotto interno lordo tra profitti, salari e rendite. Sulla scala di sinistra le rendite, sulla scala di destra la quota parte del salario dei profitti. I profitti sono la linea verde che sta sopra i salari, tanto per capirci, va bene? Che salgono e crescono, ma quello che è impressionante è che progressivamente è andata aumentando l'incidenza delle rendite immobiliari nella ripartizione del prodotto interno lordo. Il 13-14% del prodotto interno lordo italiano va a remunerare rendite immobiliari. Ecco, allora, l'economia italiana si è trasformata nel tempo da un'economia di industriali
da un'economia industriale ed artigiana ad un'economia che si basa in buona parte sulla ricerca della rendita. Chiudo con un'ultima considerazione che poi ci spiega perché ci sono tutti questi appetiti in questa zona. Beh, quando noi facciamo una strada, una superstrada, un'autostrada, a cosa serve? Uno dice per far passare le merci. No, l'autostrada è un motore di rendita. Cioè l'autostrada crea appetiti perché? Perché la rendita dipende dall'accessibilità. Più facile è l'accesso a un certo territorio, maggiore il suo valore. Allora, nel Veneto continuiamo a occupare il territorio con strade, ma voglio dire, il consumo di suolo non si fermerà là, perché questo creerà una redistribuzione nel territorio degli insediamenti, il che vuol dire che sarà conveniente costruire ex novo in certe zone, come qui, ed abbandonare in certe altre parti. C'è un'illusione di ricchezza, però in Italia, ripeto, conta sempre di più la rendita. Grazie. È un esempio di un territorio veneto utilizzato in maniera sconsiderata. Nel 2002 il WWF nazionale ha pubblicato sulla sua rivista, attenzione, un monitoraggio realizzato dall'assessorato all'ambiente del comune e della provincia di Venezia. E la fotografia è questa. Fino alla fine dell'Ottocento questo era un luogo di piccole frazioni e soprattutto di molte ville venete, con enormi e curatissimi parchi. La situazione cambia a partire dal 1945, parallelamente all'esplosione del tumore che ha 9 mestre. Allora era urbanizzato il 2% del territorio comunale. Nel 60, 15 anni dopo, è già il 9%, si è moltiplicato per 4 volte e mezzo. Nel 70 è già il 16,5%. Nel 80 è il 21%, nel 90 è il 26%, non c'è nessun comune nel Veneto che ha avuto questa progressione. Attualmente siamo al 30% del territorio comunale occupato da immobili, a cui vanno aggiunti un altro X%, circa il 10% di strade, parcheggi, rotonde e svincoli. Solo il comune di Padova se la gioca col comune di Spinea e il Veneto. Dal 1990 al 2000 si è passati però dai metri quadrati ai metri cubi. Ed ecco che il volume delle abitazioni passa in 10 anni, dal 90 al 2000, da 150.000 a 1,5 milioni, 10 volte tanto in 10 anni. Siamo al sud della Milanese. Questo è quello che Andrea Zanzotto, il più grande poeta veneto, morto un paio d'anni fa, chiama spaesamento, cioè non riconoscere più i luoghi in cui siamo nati e cresciuti, assediati da troppo di tutto. È la stessa lezione di Pasolini per i Friuli, di Olmi, di Beppi De Marzi per la montagna. Sottornà nella valle dove Gera, nel tuo passo tornà, dove Gera le contrà, non le ha più viste. L'emigrante torna 20 anni dopo e non riconosce più le valli di Arzignano, di Schio, di Tiene. Si è passati dal paesaggio delle ville a quello dei capannoni, di cui il 30% almeno sono vuoti. Paesaggio dei casermoni e in mezzo, per gradire, il paesaggio delle villette stile California. Situazione generale del Veneto. 2011, ultimo censimento. L'occupazione del suolo come urbanizzazione è al 13%. Italia 7,8%, Europa 4,6%. Siamo 3 volte la media europea e 1 volta e mezzo abbondante la media italiana. Questo è il Veneto. Se la gioca con la Lombardia, il primato negativo dell'occupazione del suolo.
La provincia peggiore è Padova, poi viene Treviso, Padova è 22,6, 300, Treviso 18, Venezia, Vicenza e Verona stanno attorno alla media regionale del 13, sotto ovviamente Rovigo col delta e sotto ancora Belluno con le montagne. È difficile urbanizzare proprio le tre cime di Lavaredo, comunque ci arriveranno. Parliamo adesso di metri cubi anche qui, non solo di metri quadrati. Nel decennio dal 2000 al 2010, dati Istat. I dati Istat non sono credibilissimi, ma per difetto, non per eccesso. Quindi le cose che dico sono assolutamente il minimo di quello che si può dire, non il massimo. In questo decennio, nel Veneto, si costruiscono 150 milioni di metri cubi di residenziale, di case, e 200 milioni di metri cubi di non residenziale, capannoni, ipermercati, eccetera. Totale 350 milioni di metri cubi. Quei 150 milioni di residenziale equivalgono all'offerta per 1 milione di abitanti. Eravamo nel 2000 già in una situazione accennata prima di case non affittate, non vendute, vuote, enorme. Nessuno le ha mai contate veramente. Si parla di 100.000, ma non le ha contate veramente mai nessuno. Si costruisce per 1 milione di abitanti in più, ma in quei 10 anni il Veneto cresce di 400.000 abitanti. Quindi si è costruito per più del doppio della domanda, senza tener conto di tutto ciò che era già lì, l'offerta inevasa. Andiamo a precisare ancora un dato. Dentro questo decennio, dal 2001 al 2008, si costruisce 40 milioni di metri cubi all'anno, cioè, dice Sergio Lironi nell'ambiente di Padova, più del doppio dei 30 anni precedenti, in 8 anni. Ma il piano regionale attività di cava della regione, Lironi parte dai dati Istat e anche corretti dai dati della relazione del piano del PTRC regionale. Ma il piano regionale sempre di cava, per far scavare di più ai cavatori, per dire che c'è una domanda di più, invece di 40 milioni scrive 50 milioni di metri cubi. Se è vero questo numero, vuol dire che si è scavato non 350 milioni, ma 500 milioni. O se non è vero, vuol dire che qualcuno fa il furbo con i numeri per peggiorare ancora la situazione ambientale. Cava e ricavano. Finisco con un flash sulle zone industriali. Nel Veneto, a fronte di 582 comuni, ci sono oltre, nessuno le ha contate ancora veramente, oltre 10.000 zone artigianali produttive industriali. Fate il conto, 10.000 diviso 580, sono una quindicina in media al comune. C'è il comune di montagna che ne ha una o neanche una, c'è il comune di pianura che ne ha 25. La situazione peggiore è quella della provincia di Treviso, da questo punto di vista. E il consumo di suolo porta via il terreno agricolo. Ecco che la superficie agricola totale crolla nel Veneto. Io adesso non vi dico solo i numeri, non vi dico i numeri perché si confondono, ma vi dico il paragone. Crolla nel Veneto in questa maniera. Nei 20 anni, dal 1960 all'80, meno di una generazione, le tre province di Padova, Treviso e Vicenza sottraggono al paesaggio agrario 230.000 ettari, cioè una provincia è 230.000 ettari. La provincia di Padova è un po' di più, quell'altra un po' di più, la media è questa, tra Vicenza un po' di più, Treviso un po' di meno. Una provincia in 20 anni viene, non dico cementificata perché sarebbe esagerato,
come è stato spiegato, ma urbanizzata, cioè sottratta all'attività agricola. Nei 20 anni successivi altri 279.000 ettari, cioè un'altra provincia, cioè nell'arco di 40 anni abbiamo sottratto, questi sono i dati Istat del censimento delle aziende agricole, abbiamo sottratto all'attività agricola il totale di quasi 500, oltre 500.000 ettari, cioè di 2 province del Veneto. Ma le previsioni dei piani regolatori generali vigenti sono, come abbiamo visto per Spinea nel video prima, non vedono tutto questo, prevedono aumenti spropositati di popolazione, prevedono che non ci sia nessuna zona non affittata, nessun appartamento libero, eccetera. Prevedono di costruire 75.000 ettari, questi sono soltanto i piani regolatori che sono stati studiati perché erano informatizzati, ma sono molti di più. Veneto City, quadranti di Tessera, Motor City, Euroworld. In questo momento si sta discutendo in Regione le proposte sulla questione dell'occupazione dei suoli. È importantissimo che la popolazione tenga gli occhi puntati su questo dibattito, è importantissimo. Gli imbrogli sono all'ordine del giorno, vi dico l'ultimo, un enorme imbroglio fatto in Parlamento, e finisco con questo, è la legge di stabilità, sapete quella che ha 1000 commi di un articolo solo, uno di questi commi fa il massimo degli imbrogli su questo tema, dice, e molti dei miei amici ci sono cascati all'inizio perché hanno letto già che bello, dice che i comuni possono utilizzare fino al 100% degli oneri di urbanizzazione per il verde e le attrezzature a servizi. Caspita, è cambiato tutto. Prima potevano solo fino al 75% per le spese correnti, adesso possono per il verde, ma possono, e se non lo fanno possono dare il 100% alle spese correnti, cioè i comuni a cui sono stati sottratti i soldi e che fanno la fame danno la possibilità di urbanizzare molto spesso anche solo per far cassa. E l'ultima legge di stabilità nel silenzio, nell'imbroglio, ha fatto aumentare questo tremendo business che distrugge il nostro territorio. Grazie. Buonasera. Per due motivi: uno, perché senza un minimo di sintonia le chiacchiere non servono, e il secondo motivo serio è che qua dentro ciascuno di noi è dentro a una situazione globale. Voglio dire, il quotidiano di ciascuno di noi diventa sempre più determinante per la possibilità di quotidiano degli altri. Non so cosa è accaduto, ma non è successo niente. Allora, nel presentarvi 10 minuti una enciclica complessa, non è acqua fresca, è molto strutturata e va molto analizzata. Io, così con molta semplicità, vi chiedo questo, costa 2,50 €, è anche una forma economica. Vale la spesa, ne vale la spesa, sia per il tipo di approccio che viene fatto, che è scientifico, che non è dogmatico e non è nemmeno cattolico, è semplicemente una persona, il Papa, in mezzo a tutte le altre, prende a cuore e mette a fuoco una situazione che appartiene a tutti quanti. Ed è straordinario in questo momento che quelli che non vanno in chiesa sono quelli che sostengono più il Papa che non quelli che vanno dentro in chiesa. È indicativo questo di un atteggiamento, ma non lo faccio per mostrare che c'è qualcuno, no, lo faccio perché credo che oggi il problema ambientale, partendo dal suolo, partendo dalla terra, partendo da quello che vogliamo, ma il problema ambientale è il campo dove si gioca la possibilità di sopravvivenza dell'umanità, oppure si gioca il cambio di era geologica.
e parlo in termini scientifici. Allora, il Papa ha una visione chiara da un punto di vista delle prospettive. La prospettiva che lui tira fuori nel numero 164 è quella che arriviamo a una comprensione, un altro numero parla di cittadinanza, di proprio cittadinanza ecologica. Arrivare a una concezione del nostro essere dentro la storia dove il pianeta è la patria. Sto pensando a tutti i fili spinati e a tutte le barriere, a tutti i confini che stiamo rimettendo dappertutto in tutto il mondo. E dove l'umanità, anche i profughi, anche gli zingari, tutti, dove l'umanità è il popolo che abita una casa comune. È una prospettiva, ma credo sarà essenziale, dove il punto di partenza, uno proprio il numero 2, il punto di partenza è che noi stessi siamo terra. E allora tutta l'enciclica cambia radicalmente il nostro concetto che abbiamo rispetto all'ambiente. Noi continuiamo a ritenerci quelli che dentro alla ecologia e dentro alla realtà della terra siamo sopra gli altri. Sbagliamo. Gli elementi della vita nostra, proprio il nostro stesso corpo, è costituito dagli elementi del pianeta. La sua aria è quella che ci dà il respiro, la sua acqua ci vivifica e ristora. Dentro c'è una rivoluzione qua dentro. Non siamo una realtà, come dire, che è a parte e che domina e manovra e va in cerca di tutti i segreti e poi si rifà un mondo come vuole lei con le nuove tecnologie. No? Noi abbiamo una vita collegata alla vita di tutti gli altri e la terra è soggetto vivo, non è una cosa, non è l'ambiente dove noi camminiamo, no. La terra è soggetto vivo, quindi ha una sua natura, ha i suoi principi, ha un suo linguaggio e ha le sue regole. Domanda. Arriveremo alla possibilità, vi prego, andate su Wikipedia o in computer, andate a visitarvi la carta della terra. Io credo che prima o dopo, se la terra è un soggetto vivo, potremmo arrivare alla definizione dei diritti universali dei diritti della terra, alla dichiarazione universale dei diritti della terra. E abbiamo bisogno di recuperare questo elemento perché oggi non basta mica più, stavo guardando le slide che hanno fatto vedere e poi Finiguerra è lo specialista che già da tempo lavora sul consumo di suolo, ma non basta mica, sapete, pensare che non dobbiamo più consumare suolo, oppure sentire continuamente i nostri politici che dicono che è finita l'era del mattone, l'era dell'asfalto e continuano ad andare a inaugurare proprio il mattone asfalto. Dobbiamo riparare i danni. Abbiamo una terra crivellata nel Veneto, stiamo suicidandoci, togliendoci la sovranità alimentare. Stiamo riducendo sempre di più la sovranità alimentare. Ma per andare dove? Per vivere come? E il Papa a un altro momento, al numero 161, scusatemi se non ho imparato qualcuno a memoria, faccio per fare della figura, dica, potete che prendermi in giro volentieri, sapete. Nel numero 161 il Papa dice: le previsioni catastrofiche ormai non si possono più guardare con disprezzo e ironia. Potremmo lasciare alle prossime generazioni troppe macerie, deserti e sporcizia. Il ritmo di consumo, di spreco e di alterazione dell'ambiente ha superato le possibilità del pianeta in maniera tale che lo stile di vita attuale, essendo insostenibile, può sfociare solamente in catastrofi, come di fatto sta già avvenendo periodicamente in diverse regioni.
L'attenuazione degli effetti dell'attuale squilibrio dipende da ciò che facciamo ora, soprattutto se pensiamo alla responsabilità che ci attribuiranno coloro che dovranno sopportare le peggiori conseguenze. E qui Papa fa due passaggi interessanti. Il primo, unifica la condizione della Terra alle condizioni dell'umanità. Com'è messa l'umanità oggi? Perché noi pensiamo di fermare i 4-5 miliardi di persone che stanno premendo, però siamo d'accordo con le 84 persone di questo mondo che possiedono più di 4 miliardi di persone. Questo è il nostro malanno e questo è il nostro atteggiamento remissivo, rassegnato e in qualche modo non più di lotta, di impegno per restituire alla terra la possibilità di servire alla vita. No, deve servire al capitale, con i vari gruppi, con le varie lobby, con i vari intrallazzi, ma fondamentalmente quello che conta sono i soldi. Questa è la realtà che viviamo. Allora la prima cosa è cominciare a pensare che non basta soltanto frenare quello che abbiamo fatto fino adesso, bisogna riparare i danni come prima cosa. La seconda cosa, se la Terra è un soggetto, ed è un soggetto che è in metastasi e non ha un raffreddore, mi sono trovato con un gesuita che mi ha detto che col catastrofismo non si compie, non si fa niente. Molto d'accordo con lui, però se io voglio curare una metastasi con l'aspirina posso farlo, ma non curo la metastasi. Allora, riparare i danni della terra significa fare un'opera di inversione di tendenza totale rispetto a quello che abbiamo fatto fino adesso. La seconda cosa, all'Epifania ho fatto questa affermazione: la terra viene prima dei figli e dei nipoti. Se la terra è alla base della vita di tutti, se il futuro dipende dalla capacità della terra di rinnovarsi, di rinnovare le energie per fare fronte ai consumi che facciamo, a chi posso dare la precedenza io se voglio il futuro? Se si vuole bene ai nipoti e ai figli, se si vuole regalare loro un po' di futuro invece di balocchi e basta, e in quantità industriale, dobbiamo fare i conti che prima viene la terra, dopo veniamo noi. Vuol dire che non basta più fare in modo che facciamo un edificio che prenda l'energia solare, che sia a posto. No, bisogna che fermi di costruire anche l'ospedale di Padova, perché non posso più consumare 1 metro quadro, perché non posso più permettermi di fare quello che in altri momenti sarebbe stato bello. Perché prima va servito le esigenze della terra, prima vengono quelle, dopo viene il resto. Io non so di essere piuttosto forte su questo, ma andremo su questo, sapete. Io ricordo a Sarajevo, durante la guerra, nelle zone che erano riparate dai cecchini, andavano a mettere in piantare l'insalata o la verdura anche in mezzo alla ferrovia. Facevano i vasi con le verdure sulle finestre. E non c'erano fiori, c'erano vasi di verdure. Non mangiavano mai verdure, non hanno mai mangiato verdure per 4 anni. Non c'erano le vitamine. Io credo che arriveremo una volta a capire questa cosa qua. Venendo qua a guardare, ho fatto tutte le rotatorie dell'autostrada qua. Ma avete guardato cosa hanno dentro queste rotatorie? Allora, il secondo elemento allora è che la terra, in questo, date le sue condizioni, ha una priorità assoluta rispetto a tutte le altre esigenze che abbiamo, anche esigenze di produzione d'altro. E in questo io vedo personalmente una grande fatica e un grande problema per quanto riguarda il lavoro. Non possiamo più permetterci le produzioni per consumare e poi produrre, e poi consumare per produrre. È finito quel tempo e continuiamo. A Natale mi hanno detto che era andato molto bene perché abbiamo consumato tanto, abbiamo comprato tanto a Natale e quindi l'economia ne ha sentito in bene, l'Italia c'è la Ferrari.
No, sto dicendo per me queste cose sono serie, ho visto che ho trapassato. Il Papa poi pone questa responsabilità di fronte alle generazioni e per quanto riguarda l'umanità vede l'unione tra le condizioni della Terra, condizioni ormai veramente disastrate, e le condizioni dell'umanità disastrata nella sua maggioranza, e pone questo legame fondamentale. La seconda cosa guarda le generazioni, la terza cosa dice con chiarezza: smettiamola di andare avanti con la proprietà privata, perché la destinazione universale dei beni della terra e la proprietà della terra appartiene a tutta l'umanità ed è subordinata alla proprietà, non c'è anche la destinazione universale, è subordinata alla destinazione universale dei beni, la proprietà privata è subordinata. E per quanto riguarda questo, allora va a fare altri discorsi molto molto precisi, portare avanti la politica dei processi, non del consenso elettorale per il tempo per i 4 anni delle elezioni. Ed è la fatica grande che abbiamo, perché la realtà ambientale è una realtà di relazioni, non basta più una progettazione, non basta più una competenza, non basta più la specializzazione. Bisogna mettere insieme i saperi, ma anche coordinare. Il territorio non è soltanto col confine del comune. E allora per fare tutto questo bisogna collegare e mettere insieme allora l'urbanistica, l'architettura, la progettazione, l'agricoltura biologica, seguire l'acqua e i fiumi. Caspita, vedrete tra poco per quanto riguarda l'acqua, sia come quantità, sia come mantenimento delle falle che siano sicure. No, io non so come dirlo, scusatemi, ho fatto una relazione un po' preoccupata, ma oggettivamente, vedendo come va avanti la politica, vedendo come andiamo avanti anche noi altri, guardavo quello che mi avete fatto vedere qua, ma quella terra là cosa sta facendo? Lascio una domanda, perché credo dobbiamo insieme, singolarmente, insieme con gli altri, ma singolarmente dobbiamo tentare di darci delle risposte e non stare più soltanto ad ascoltare le conferenze. Grazie. Ciao, grazie di essere intervenuto. Ciao, mi dispiace davvero tanto non essere lì con voi, perché davvero ci tenevo adesso. Sappiamo che ci sono stati dei problemi, ti facciamo molti auguri e avanti. Senti, noi fin qua abbiamo parlato del problema, della situazione del Veneto, del nostro territorio e anche in generale di quello che significa il consumo di suolo per i valori e per l'essere umano, per quanto riguarda anche l'alimentazione, tutto l'aspetto. Una cosa che però non traspare è questa: la politica sembra che non riesca a fare a meno di far costruire, far piani, progetti e continuare a trasformare il territorio per fini, per infrastrutture, eccetera, eccetera, tutto quello che serve anche allo sviluppo umano. Ma come diceva Don Alvino poco fa, vogliamo trovare una misura che ora non possiamo più permetterci di fare quello che abbiamo fatto in passato, dobbiamo cercare di rientrare nei confini dell'essere umano, di cercare di limitare quello che sono le attività, perché effettivamente stiamo distruggendo il territorio. Tu vieni da un'esperienza che è quella del tuo comune, di cui sei stato sindaco per 2 mandati, in cui sei riuscito a fermare il consumo di suolo adottando un PGT a consumo zero. Se puoi dirci 2 parole su quello che è stata l'esperienza e se effettivamente è possibile farlo, tu l'hai fatto, quindi puoi darci la tua esperienza. Ma dunque, intanto una premessa credo che sia doverosa, nel senso che spesso mi è stata rivolta questa domanda: voi avete fatto un piano regolatore che ha fermato il consumo di suolo e quindi è possibile farlo? Certo che è possibile, la premessa è quella che riguarda soltanto la volontà. Noi attraversiamo un paese, un tempo, in cui i cittadini e spesso anche la politica sembrano quasi presi da un sentimento di fatalità, sembra tutto inevitabile, e ci hanno fatto credere negli ultimi 30 anni
che era inevitabile costruire capannoni, costruire centri commerciali, costruire condomini, costruire per poter pareggiare i bilanci, incamerare gli oneri di urbanizzazione e quindi dare anche dei servizi utili ai cittadini. Noi abbiamo di fatto in Italia negli ultimi anni, ed è quello che noi abbiamo osservato nel nostro piccolo laboratorio, dal nostro piccolo osservatorio in Lombardia, abbiamo di fatto finanziato con il territorio, con il bene comune terra, i servizi di parte corrente, quello che i cittadini trovavano in termini di asili nido, di centri per anziani, di recreazione scolastica, di utenze, di illuminazione, era di fatto finanziato con la lottizzazione. I cittadini erano abituati, dicevo, anzi sono tuttora abituati a pensare che tutto ciò che accade sia naturale. Ed è naturale vedere spuntare una casa, un condominio, un centro commerciale, una strada, senza pensare che ciò in realtà attiene alla volontà delle persone. Non è dovuto per legge, non c'è una legge divina che ci dice che bisogna costruire in campagna e non recuperare le esistenti. Noi nel nostro piccolo territorio, in provincia di Milano, in Lombardia, vedevamo come la politica portava avanti un modo di operare che era completamente fuori dalla misura e dalla realtà e dalla limitatezza delle risorse. Gru ovunque, per incassare oneri di urbanizzazione che fino alla fine degli anni 80 e degli anni 90 non si potevano utilizzare per finanziare la parte corrente dei bilanci. Poi arrivò Bassanini e disse: finanziate le parti correnti dei bilanci comunali anche con la monetizzazione del territorio, cioè con gli oneri di urbanizzazione che avevano incassate, e da lì, tra l'altro anche con l'elezione diretta del sindaco, si è incominciato a costruire consenso, a coltivare consenso monetizzando il territorio. E i cittadini si sono abituati a questo modo, a questo andazzo, diciamo. Incontravano il sindaco, l'assessore per strada, gli chiedevano conto dell'ennesimo piano di lottizzazione che partiva dietro casa loro e il sindaco, l'assessore gli rispondevano e gli rispondono tutt'oggi: se vuoi la scuola per tuo figlio devi farci costruire, e quindi il cittadino abbozzava e abbozza tuttora. Noi abbiamo fatto quello che all'inizio degli anni 2000 tra l'altro era considerato ancora molto quasi una bestemmia, diciamo, perché eravamo nella piena fase dell'espansione e del gonfiaggio della bolla immobiliare che poi esploda, e quindi dire un comune basta, non consumiamo più territori, facciamo meno degli oneri di urbanizzazione è stata una piccola rivoluzione, anche che poi abbiamo avuto la fortuna di incrociare tantissimi altri compagni di strada, tanti ambientalisti, ecologisti sparsi in tutto il paese, e da lì lanciare sia la campagna sopra consumo di territorio, il forum Sarebbe il Pellaggio, e poi arriviamo ai giorni nostri con diverse proposte di legge che sono presenti in Parlamento, che però, devo dire, questo governo e questa maggioranza hanno di fatto preso in offensive. Nel nostro piccolo noi abbiamo fatto quello che appunto era considerato quasi impossibile, anche se in realtà era ed è oggi soltanto una questione di volontà politica. Dire basta, non si consuma più suolo, ci ha obbligato ad affrontare la politica con occhi diversi, ci ha obbligato appunto a fare a meno dei soldi facili che entrano nelle casse di un comune, e quindi abbiamo incominciato a copiare ciò che più buono esisteva nel nostro paese, i comuni virtuosi. Abbiamo incontrato i comuni virtuosi con il premio che poi è stato riconosciuto e da cui abbiamo imparato a gestire in maniera differente i rifiuti, a gestire in modo diverso l'energia, ad affrontare anche il grande tema della partecipazione, perché ogni cambiamento nel grande come nel piccolo non viene portato avanti se non vi è la partecipazione dei cittadini. E siamo cresciuti, noi tra l'altro avevamo 30 anni quando abbiamo vinto le elezioni, a sorpresa ci siamo poi ritrovati ad essere dei maturi quarantenni, ad aver attraversato un pezzo importante del territorio della provincia, della regione Lombardia, e ad aver in qualche modo aiutato altri a fare un altro pezzo che è stato talvolta anche migliore di quello che abbiamo fatto noi a Cassinetta di Lugagnano. Ricordo ad esempio il comune di Belgio,
che ha tagliato 1,5 milioni di metri cubi, oltre a tante altre realtà che si sono rese conto di quello che diceva, sentivo prima Donaldino, essere un obbligo morale della politica, fare i conti con la limitatezza delle risorse, fare i conti con il fatto che noi abbiamo sotto i piedi qualcosa che non è rinnovabile. Il percorso che noi abbiamo portato avanti è stato un percorso di fortissima consapevolezza con i cittadini, perché se ai cittadini viene comunicato, viene portato sotto il naso talvolta, bisogna anche fare questo, il fatto che noi non siamo in una situazione normale, perché nel momento in cui consumiamo più di quanto il pianeta, e quando parliamo di pianeta parliamo del nostro piccolo comune come appunto dell'intero globo, quando consumiamo più di quello che il globo è in grado di produrre, siamo in deficit e qualcuno poi pagheranno i nostri figli. E portare i cittadini a ragionare ci ha aiutato ad affrontare i nodi anche più duri, perché poi in un comune della provincia di Milano dove guardate che fa nel Parco del Ticino, una delle zone più belle, ancora siamo in una riserva della biosfera, dire basta non si costruisce più non è una cosa che ti porta la stampa ad essere dalla tua parte, devi cominciare a fare i conti anche con il consenso, altrimenti la nostra scelta poi magari sarebbe stata anche bocciata. Invece noi abbiamo vinto le elezioni nel 2002, abbiamo fatto il nostro piano regolatore, abbiamo coinvolto i cittadini, abbiamo fatto disegnare, questa è una cosa molto bella di cui io vado molto orgoglioso, il nostro piano regolatore l'abbiamo fatto disegnare ai bambini. Se le scelte politiche strategiche di un'amministrazione locale vengono portate avanti coinvolgendo le prossime generazioni, non quelle che non ci sono, quelle che già ci sono, i bambini di oggi, tutto diventa quasi più facile, perché noi in Consiglio Comunale siamo arrivati con i disegni dei bambini, ai quali l'urbanista andando in classe aveva consegnato 2 fogli in formato 3, i bambini dovevano disegnare quello che volevano in un foglio e quello che non volevano nell'altro foglio per pertinenza di Lumignano. I bambini hanno disegnato i parchi, il parco in Naviglio Grande, non hanno disegnato centri commerciali, anzi li hanno disegnati insieme alle autostrade in ciò che non volevano, e tutto è stato allegato al piano regolatore. In Consiglio Comunale, quando i consiglieri di opposizione ci dicevano voi volete fermare la crescita, lo sviluppo, la competitività del nostro paese, farci tornare indietro, gli abbiamo fatto vedere i disegni e un comune piccolo non deve escludere che quei disegni dei bambini fossero i disegni dei figli dei consiglieri comunali, e questo ovviamente ci ha aiutato, perché tra l'altro nel 2007, quando noi siamo stati riconfermati alla guida di Cassinetto di Lugagnano, tutti i programmi delle liste avevano come punto non negoziabile lo stop al consumo di territorio, perché non era più popolare dire costruiamo e vi daremo qualcosa in più, era diventato popolare fermarsi e far respirare la terra, perché noi se non facciamo un percorso direi langheriano con i cittadini, facendo diventare desiderabile il cambiamento e il cambio di rotta, quasi direi popolare, noi non andremo da nessuna parte, non possiamo imporre le scelte radicali, devono essere portate avanti insieme con i cittadini, e questo deve vedere un salto di qualità proprio della politica. Quindi è possibile quindi per la politica cambiare rotta avendo un po' di coraggio e di lungimiranza? Ma non è che è possibile, io credo che sia obbligatorio. Ce lo dice anche l'ultima enciclica del Papa, ad esempio, che tra l'altro riprende parole già dette da Giovanni XXIII, dal Papa Benedetto XVI, che riprende parole che ci sono nel Corano, che riprende parole che ci sono nei testi sacri di quasi tutte le religioni che ci sono sul nostro pianeta. La tutela del creato è al centro dell'attività, dovrebbe essere al centro dell'attività della politica, ed è un obbligo tutelare ciò che noi abbiamo di non rinnovabile. E poi c'è un aspetto importante di cui dobbiamo fare, in qualche modo, cominciava a parlarne, io purtroppo non ho sentito tutto questo intervento Donaldino, la proprietà privata. Noi oggi in Italia abbiamo milioni di case vuote, centinaia di migliaia di capannoni pubblici che non hanno alcuna funzione sociale. Non si tratta di essere né comunisti né dei rivoluzionari, si tratta di essere
moderati osservanti della nostra Costituzione. La nostra Costituzione all'articolo 42 ci dice che la proprietà privata è garantita dalla legge, ma finché svolge una funzione sociale. Ora io vi domando se un capannone, un condominio in cui nessuno vive o uno scatolone di cemento in cui nessuno ha un'attività produttiva ha una funzione sociale. Io credo non l'abbia, e quindi potrebbe essere l'occasione, tra l'altro in questo momento in cui abbiamo decine, centinaia, migliaia di famiglie in emergenza abitativa che magari quella casa l'hanno perduta perché non sono riusciti più a pagare il mutuo, quindi hanno problemi le banche che hanno avuto degli aiuti da parte dello Stato, che forse conviene a completare la triangolazione e riprendere ciò che non ha alcuna funzione per l'utilità sociale. Quindi qui sarebbe davvero una grande svolta politica, che poi non è altro che l'applicazione della nostra Costituzione. Partendo dal consumo di territorio, dalla tutela della terra, in realtà si fa una grande opera di giustizia sociale, e sono due cose, ancora di ritorno, che sono ben comprese all'interno dell'ultima enciclica del Papa Bergoglio. Ti ringrazio Domenico del tuo intervento. Grazie e ancora auguri e a risentirci presto. Grazie. Grazie per la partecipazione. Prima una precisazione, non sono capogruppo del Movimento 5 Stelle, sono capogruppo Movimento 5 Stelle all'interno della Commissione Ambiente, di cui faccio parte insieme a Massimo De Rosa e altri cinque colleghi. Allora, gli argomenti di cui volevamo noi parlare sono qui già in parte stati introdotti dai relatori che ci hanno preceduto. Mi piacerebbe però iniziare con due citazioni. La prima citazione sono entrambe di Salvatore Settis. La prima citazione è quella che dice che una città è quel che vale, e di conseguenza, di fatto, aggiungo io, le città sono sempre in vendita. E l'altra citazione è che ci sono 3 modi per far morire una città, o 3 modi in cui una città muore. Una è quando viene distrutta da un nemico, e oggi per noi questo nemico appunto è il cemento. E il secondo modo è quando un popolo straniero la invade e la fa sua. E il terzo modo è quando i suoi cittadini, i suoi abitanti perdono la memoria di quella città. Questo perché succede? Qualcuno già qui ha detto appunto per interessi di rendita, e questo sì è vero, perché sono sostanzialmente i privati, gli speculatori che vedono appunto nella cementificazione, nell'impermeabilizzazione, a me piace chiamarla, un interesse a costruire e a consumare suolo. L'altro motivo per cui succede è appunto, lo dico molto sinteticamente, è già stato detto da Finiguerra, sono gli oneri di urbanizzazione. Ci tengo a sottolinearlo perché magari non tutti sanno perfettamente cosa sono, però è bene che come cittadini ci riappropriamo di quelli che sono gli strumenti con cui la politica distrugge il nostro territorio e distrugge le nostre città. Gli oneri di urbanizzazione sono quei contributi, quelle tasse, contributi più che altro, che noi cittadini paghiamo al comune ogni qualvolta vogliamo costruire qualcosa, vogliamo sopraelevare un piano. Questi oneri dovrebbero servire a creare un fondo cassa all'interno del bilancio comunale con cui realizzare appunto le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, che è l'illuminazione, i marciapiedi, le strade, le aree pedonali, i parcheggi, i posteggi, appunto le piste ciclabili, eccetera, i giardini. E qua già abbiamo il primo problema, perché come diceva Finiguerra appunto nell'incasso degli oneri di urbanizzazione la normativa e quindi la politica fa brillare gli occhi all'amministratore locale di turno, perché viene lo speculatore, viene appunto chi è interessato alla rendita e ti dice: se mi fai costruire 8 metri cubi o 8 metri quadri che si moltiplicano in altezza, tu incassi 8 milioni o 8 euro che vanno a finire nelle tue casse. Che la legge, quindi la politica, ti permette di utilizzare
in teoria per le opere primarie, come vi dicevo prima, ma in realtà sempre la legge dice che le puoi utilizzare anche per le spese ordinarie. Cosa sono le spese ordinarie? Le spese ordinarie sono prevalentemente, nelle spese ordinarie di un bilancio di un comune ci stanno gli stipendi dei dipendenti. E allora siamo un paese, dovremmo ricominciare a collegare le cose. Siamo un paese in cui non si fanno più concorsi pubblici per assumere i dipendenti della pubblica amministrazione a tutti i livelli, ma siamo un paese con una quantità di precariato esorbitante che viene fuori da, almeno io vengo dalla Sicilia e lo dico anche con sufficiente certezza, una buona parte vengono dalle raccomandazioni delle campagne elettorali o dal politico di turno, chiamatelo come preferite, e quindi gli oneri e le speculazioni dell'edilizia vanno a finire anche lì. E quindi campagne elettorali di gente che ti dice vota il mio gruppo o vota me, che io ti assumo, ti faccio riaggiornare il contratto a tempo determinato e tutto quello che comporta il tema del precariato, però appunto se vado avanti proprio rischiamo di andare fuori tema. Ma l'altro problema che si innesca con questa metodologia è proprio la realizzazione delle opere primarie e secondarie, cioè i comuni permettono agli speculatori o comunque a chi fa la lottizzazione, a chi fa il centro commerciale, a chi fa il nuovo polo culturale, negli anni abbiamo imparato a chiamare le speculazioni in tanti modi diversi, ma di fatto sempre impermeabilizzazioni sono state, dando questi soldi degli oneri di urbanizzazione, lasciandoli in mano all'impresa che realizza l'opera. E questo intanto è oggetto di procedura di infrazione dalla Commissione europea, però ci dovrebbe, far riflettere, perché di fatto quei soldi che noi lasciamo in mano a quei privati sono dei soldi pubblici. Sono dei soldi pubblici che quindi vengono realizzate opere pubbliche, perché le opere primarie e secondarie sono opere pubbliche che dovrebbero essere realizzate con gara, secondo il codice degli appalti, eccetera, eccetera. E anche qui questa cosa gli amministratori fanno finta di non vederla. La conseguenza immediata è la qualità di queste opere di urbanizzazione primaria e secondaria che vengono realizzate. Nella mia terra le lottizzazioni e i centri commerciali che nascono in maniera proprio geometrica, ogni 25 km nasce un centro commerciale, la qualità delle opere di urbanizzazione sono scarse, a volte neanche ci sono, realizzano solo le strade, manca l'illuminazione, manca la fognatura, manca la rete idrica, manca la rete elettrica, eccetera. Semplifico per rispettare i tempi. Cosa abbiamo fatto? Massimo qui sicuramente vi parlerà della nostra proposta PDL Suolo, che appunto vi dirà pure a che punto è del lavoro parlamentare. Ma cerchiamo di far parte di quella cosa che tutti ci dicono, cioè l'Europa. Noi abbiamo delle direttive che tutti ci dicono ce lo chiede l'Europa, che comunque governano la nostra vita quotidiana. E allora abbiamo direttive su tutto, e sicuramente anche qui l'europarlamentare ce ne parlerà. Abbiamo la direttiva sull'acqua, abbiamo la direttiva sui lavori pubblici, abbiamo la direttiva sulla qualità dell'aria, sulla qualità delle emissioni, su tutto. Non abbiamo ad oggi la direttiva sul suolo, e allora che era stata presentata qualche anno fa ed è stata bloccata perché ci voleva il voto unanime di tutti i Paesi membri. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo utilizzato appunto proprio perché noi siamo per un'Europa diversa da questa, noi facciamo parte dell'Europa e siamo il quarto paese per numero di parlamentari, quindi anche qui nell'ottica di riflettere noi ci dobbiamo ricordare che quando ce lo chiede l'Europa ce lo chiedono i nostri parlamentari, perché al quarto posto in termini di numeri di parlamentari ci stanno anche gli italiani e le votano anche loro quelle direttive, quindi noi ci immaginiamo che un governo italiano quantomeno comunichi con i suoi rappresentanti del Parlamento europeo per dire: vedete che in Italia siamo messi così e questa direttiva probabilmente non siamo in grado di attuarla.
Cosa abbiamo fatto quindi al Parlamento nazionale? Abbiamo presentato una risoluzione in commissione dove semplicemente chiedevamo di applicare uno degli articoli previsti dal regolamento europeo, cioè la cooperazione rafforzata. Cos'è la cooperazione rafforzata? È quando un numero di stati si mettono d'accordo e adottano una certa direttiva. Noi sostanzialmente abbiamo chiesto al governo nazionale di farsi promotore all'interno del Consiglio d'Europa di avviare la cooperazione rafforzata per una direttiva del suolo. E come l'abbiamo fatto questo? Abbiamo anche mandato una lettera a Renzi, ma non l'abbiamo fatto così per capriccio, l'abbiamo fatto principalmente per coerenza. Noi abbiamo appena concluso il 2015 è stato l'anno universale del suolo, l'anno di Expo, che sappiamo anche lì le speculazioni che ci sono state dietro, e noi abbiamo detto quale migliore occasione, se questo è l'anno universale del suolo, quello di avviare una direttiva nazionale per mezzo della cooperazione rafforzata sulla salvaguardia del suolo. Ci sono gli studi che già ne richiedono la necessità e l'applicazione, ovviamente il tutto è rimasto lettera morta. E concludo con un ultimo passaggio che abbiamo fatto e approvato questa volta, perché oltre a tutto quello che ci siamo detti fin qui stasera, il consumo di suolo ha un altro nemico, che anche qui spesso, come dire, non è facilmente identificabile, che è l'abusivismo edilizio. L'abusivismo edilizio, noi abbiamo iniziato, siamo un paese che abbiamo avuto 3 sanatorie, ci sono state giustificate queste sanatorie come anche qui come possibili incassi che dovevano sanare anche alcuni debiti dei comuni o comunque ribilanciare le finanze comunali. Di fatto le 3 sanatorie sono state fallimentari perché solo una ha superato il 50%, sì, ho concluso, e abbiamo fatto approvare con lo sblocca Italia, forse l'unica cosa positiva di quel decreto è stato un emendamento che sanziona l'abusivismo edilizio, perché sembrerà assurdo, la politica che tanto parla di legalità non ha mai pensato di sanzionare gli abusivi, e no, perché su quegli immobili sappiamo non si pagano le tasse eccetera, e sanzioniamo anche i dipendenti pubblici che non lo fanno rispettare. Ho concluso, grazie. Intanto ringrazio Claudia che ha anticipato anche un po' come la questione europea. Effettivamente per quello che riguarda il consumo del suolo manca una direttiva europea, perché come funzionano le istituzioni europee? Un po' come funziona in Italia, ci sono diversi attori, c'è la Commissione europea che è l'organo che ha la proposta legislativa, quella che mette sul tavolo il testo da discutere. Questo testo poi viene dato in pasto a altri 2 organi, il Consiglio dell'Unione Europea, che è rappresentato dai vari governi, e il Parlamento Europeo, dove siedo io, che invece vede partecipare i parlamentari eletti dai vari stati. La proposta di legge viene data in pasto a queste 2 camere, definiamole così, e che la emendano. Quando si arriva a una conclusione per cui ogni Camera ha la sua versione, ci si mette proprio letteralmente attorno ad un tavolo e Parlamento, Consiglio europeo dell'Unione Europea e Commissione europea cercano la quadra, quindi si contratta e si cerca la soluzione legislativa che soddisfa le esigenze di tutti. E che cosa è successo nel caso specifico della direttiva sul consumo del suolo? Che all'interno del Consiglio dell'Unione Europea, per i motivi che diceva prima Claudia, non si è riusciti a trovare un accordo, in quanto tutelare il suolo va a toccare degli interessi economici molto molto forti, e quindi o c'è quantomeno una forte convinzione politica a regolamentare questo settore, o è difficile trovare il compromesso. Bene, quindi la proposta della Commissione, che pur aveva il consenso del Parlamento, stiamo parlando degli anni 2002-2006, nel momento in cui è stata fatta
questa proposta è discussa. Ecco, dopo la prima lettura, quindi in fase di trilogo e di discussione, non riuscendo il Consiglio dell'Unione Europea non riuscendo a trovare un compromesso al suo interno, di fatto ha fatto ostruzionismo. E ha fatto ostruzionismo fin tanto che nel 2014 la Commissione ha deciso di ritirare la proposta di direttiva. Questo cosa significa? Che a meno di azioni come la cooperazione rafforzata che è stata citata prima, quella direttiva non potrà più essere presentata nella forma in cui è stata scritta fino adesso. La Commissione dovrebbe azzerare tutto e ripartire con un nuovo testo e quindi ripetere tutto il ciclo con tutto il tempo che è a disposizione. Detto questo, non significa che l'Europa non si occupi di protezione del suolo. Purtroppo non è riuscito ad approcciarsi con un sistema legislativo, la direttiva in questo caso, che poi ogni Stato membro avrebbe dovuto far proprio e quindi permettere l'armonizzazione in tutte le legislazioni dei singoli Stati. L'Europa continua, la Commissione in particolare, a operare sul suolo, solo che lo può fare in modo meno incisivo e lo fa perseguendo degli obiettivi, l'obiettivo di protezione del suolo affinché ci sia un uso sostenibile, perché abbiamo visto prima che quando noi parliamo di consumo di suolo è un processo irreversibile, quando non lo abbiamo più a disposizione è molto molto faticoso ritornare alla condizione iniziale. Io ho scoperto con grande stupore che per rendere fertile naturalmente un centimetro di suolo servono decine e decine di anni. Quindi questi sono gli ordini di grandezza, si parla di 2000 anni per 20 centimetri di fertilità. Quindi non sono tempi compatibili, diciamo, con la nostra società frenetica, con le nostre generazioni, sono veramente tempi che riguardano non solo le generazioni future, ma proprio l'idea che abbiamo della sussistenza del genere umano. Sembrano paroloni, ma questa è la realtà dei fatti. Si occupa di prevenzione e quindi di mettere in atto tutte quelle azioni che servono a prevenire ulteriore consumo di suolo. Si occupa di tutela delle funzioni e questo è un termine che mi ha lasciato anche un po' perplesso. Io non mi occupavo di agricoltura, io sono un ingegnere elettronico, quindi vengo da tutto un altro settore e per me è sorprendente scoprire l'aspetto dell'agricoltura, l'aspetto dell'ambiente che ci tocca in prima persona. Allora, quando parliamo di funzioni del suolo, allora ho scoperto che il suolo respira perché ha uno scambio di sostanze con l'aria. Il suolo serve a gestire l'acqua e quindi la trattiene e viene a prevenire il dissesto idrogeologico. Il suolo genera vita perché è il substrato su cui la maggior parte degli organismi viventi riescono a generare se stessi. Si parla di un quarto degli organismi viventi che vivono all'interno del suolo. Il suolo genera frutti, la nostra alimentazione proviene dal suolo. Quindi qui capiamo quanto possa essere e quanto sia vitale il suolo e quanto sia necessario continuare a tutelarlo. In più promuove azioni di ripristino delle situazioni, perché fortunatamente grazie alla ricerca e all'innovazione ci sono dei sistemi che permettono di rigenerare il suolo con delle tempistiche un po' più veloci di quelle naturali, quindi non parliamo più di centinaia di anni, riusciamo a passarci di un ordine di grandezza di qualche decina d'anni, forse anche un po' più veloce, e qui potrei parlare anche di tutti i metodi innovativi, non parlo solo dell'agricoltura biologica, ma ci sono un sacco di sistemi che riescono a ridar vita al suolo. Fa opera l'Europa di sensibilizzazione,
perché purtroppo è molto complicato far capire il pericolo della degenerazione che ha il suolo, perché sono processi lunghi, sono processi che faticosamente le persone riescono ad acquisire in un tempo breve. Interviene facendo ricerca, quindi stimolando dei programmi di ricerca che fanno la valutazione dei rischi, stimolano azioni di monitoraggio o azioni di armonizzazione sui sistemi di monitoraggio, perché è necessario che l'atteggiamento e l'azione a livello europeo nel nostro caso, ma in realtà dovremmo estendere ancora più l'orizzonte, debbano essere metodi comuni. Integra all'interno di tutte le politiche, quando è possibile, principi che servono a portare avanti e a raggiungere gli obiettivi che abbiamo detto prima. Se parliamo per esempio della PAC, la politica agricola comunitaria, posso fare riferimento all'azione di greening, quindi agli incentivi dati affinché l'agricoltore si attrezzi e si approcci all'agricoltura implementando dei sistemi che salvaguardano l'ambiente e quindi la biodiversità e il suolo stesso. Quindi l'Europa, pur non riuscendo ad imporre una direttiva che dal punto di vista legislativo avrebbe una forza ben maggiore, cerca in tutte le sue forme di inserire questa attenzione rispetto a questa risorsa che abbiamo già ripetuto 1000 volte, non è infinita ma è finita, e per cui richiede un approccio sensato e lungimirante. Grazie mille. La riduzione del CO2 è uno dei passaggi fondamentali e il suolo contribuisce a fissare la CO2 tramite i suoi elementi, gli esseri viventi che ne fanno parte, le piante. Togliere suolo vuol dire avere più CO2 nell'aria e disponibile quindi per inquinare. Vuol dire aumentare i rischi di dissesto idrogeologico, sia perché appunto non c'è assorbimento di acqua e quindi l'acqua si riversa nei fiumi, nei pochi fiumi e canali che abbiamo, e dove poi crea dei danni perché questi non sono adatti a contenere certe quantità di acqua. Abbiamo le nostre città che fanno da imbuto e riversano 3 volte, 4 volte l'acqua che un torrente era destinato a portare normalmente, naturalmente, e poi succedono delle tragedie e ci chiediamo il perché. E poi abbiamo la diminuzione appunto di terreni coltivabili con il peso sulla sovranità alimentare e sulle nostre tradizioni anche alimentari. L'Italia ha delle specificità alimentari che sono alla base sia della nostra cultura ma anche di parte delle nostre piccole aziende, e stiamo perdendo anche questo patrimonio. In tutto questo perdiamo anche in salute, perché tutto questo ci porta anche a, da una parte, morti per il dissesto idrogeologico, e poi tutte le volte che piove piangiamo, ma anche al governo non si fa effettivamente nulla di concreto per rimediare la situazione, ma anche per l'inquinamento, per la CO2, per i cambiamenti climatici, e quindi abbiamo costi sulla salute che per il guadagno di pochi, che vi ho detto prima, pesano sulla salute pubblica, sul servizio sanitario nazionale che paghiamo tutti, e quindi è un costo che va su tutti noi per fare guadagnare pochi e che ci costa 2 volte. Cosa è successo? Allora, la legge è arrivata alla Camera, noi abbiamo fatto la nostra proposta, c'era già una proposta dell'ex ministro Catania sul piatto, il governo sostanzialmente ha preso questa proposta, l'ha un po' riformulata e l'ha portata avanti, quindi si sono unificati i vari testi in discussione. Sembrava che all'inizio magari diventava una proposta un po' più blanda della nostra, che voleva fermare completamente il consumo di suolo, ma comunque che poteva essere un primo passo per rendere cosciente anche la politica di quello che i cittadini già sanno, il Papa già sa, la società già sa, ma probabilmente solo i politici italiani non sanno. Peccato che la legge poi si è trasformata, è diventata una legge probabilmente incostituzionale. Paolo Maddalena, un costituzionalista che conoscerete probabilmente, ha già detto che secondo lui è incostituzionale per vari profili.
sono state inserite delle deroghe assurde, cioè la legge non mira più allo stop al consumo di suolo, ma a una progressiva diminuzione fino al 2050 in cui ci sarà lo stop. Quindi ci pensiamo nel 2050 a fermarlo. Il fatto che abbiamo qualche milione di edifici inutilizzati e sfitti non interessa al governo, che non vuole razionalizzarli, ma dice no, continuiamo a consumare un pezzettino ogni anno fino al 2050 e poi ci penseremo. Peccato che qua parlavate del 30% del territorio urbanizzato, io vengo da zone vicino a Milano dove siamo all'80, 90, se non 95% di zone urbanizzate. Finite le zone da urbanizzare, poi i comuni mi chiedo come facciano poi ad andare avanti, perché finita il territorio con cui far cassa, se non hanno pensato a strade alternative come è successo a Cassinetta di Lugagnano, non avranno altra soluzione, non avranno nessun paracadute per continuare a dare gli stessi servizi ai cittadini e poi si troveranno sostanzialmente in braghe di tela. Ma cosa è stato inserito anche in questa legge che ormai disconosciamo e che probabilmente contrasteremo, perché far portare avanti una legge che sia solo una bandierina col titolo di stop al consumo di suolo, ma che poi rischia di fare peggio di quello che c'è attualmente in vigore, il Movimento 5 Stelle non ci sta, e abbiamo la creazione dei compendi agricoli neorurali. Sostanzialmente hanno creato con un articolo di questa legge la possibilità di andare a toccare anche le zone agricole e con la scusa di riqualificare poter buttare giù magari il fienile, ricostruirlo in un'altra area e destinarlo a nuovi scopi, e quindi a scopi ricreativi, a scopi speculativi sostanzialmente. Quindi hanno creato una fattispecie per cui quello che volevamo fare, cioè dire almeno nelle zone agricole non toccate più niente, l'hanno trasformato in qualcosa che è più facile farlo rispetto ad adesso, perché c'è proprio una specificità poter andare a agire sulle zone agricole. Poi hanno creato un articolo in cui si va a riqualificare le aree degradate. Ma cosa si fa sostanzialmente? Abbiamo già tutti gli strumenti per affrontare le aree degradate, semplicemente bisogna dare un aiuto ai cittadini e alle imprese e un incentivo ad andare a recuperare magari quelle aree invece che sfruttare zone agricole. Cosa succede? Che anche qui danno una deroga completa con questa legge, danno una deroga completa rispetto ai vari codici urbanistici degli appalti, non c'è più nessuna regola, quindi qui per semplificare la riqualificazione delle aree degradate si dà la possibilità di derogare a qualunque norma esistente, quindi potrebbero aumentare tranquillamente le cubature, esserci dei premi, non esserci più le distanze tra gli edifici. Questo è quello che può portare questa legge che deve fermare il consumo di suolo, giusto per ricordarvelo. Chi fa la legge a Roma? Perché poi mi piace parlare del tema in generale, però poi dobbiamo vedere nel particolare chi sono i responsabili di questo sfacelo. Perché io arrivo da Salviamo il Paesaggio, sono entrato come Movimento 5 Stelle alla Camera, ma parto da dei principi che mi portavano come voi cittadini a combattere, a cercare di fermare questa cosa, ed è uno dei primi delle prime lotte che abbiamo fatto con Claudia in Parlamento è stato presentare questa legge, perché la sentivamo proprio nel cuore, era nostra. E allora lì abbiamo gente come Matarrese, andate a cercare, io vi lascio i nomi, poi andate a cercare voi chi sono. Matarrese Pugliese, un deputato è Morassut, ben conosciuto negli ambienti romani, costruttori, speculatori, e sapete bene anche lì che danni hanno fatto, e Galletti, anche lui non è che arriva da proprio una professione che diciamo è esente da queste speculazioni. L'unico che ho trovato effettivamente, e riconosco quando trovo delle persone che stanno lottando nella stessa direzione, il ministro Catania, l'ex ministro Catania, che seppur con una visione un pochino più tenue rispetto alla nostra, sta cercando di portare avanti certi principi. Anche lui, nonostante è in maggioranza, si è trovato comunque a doversi scontrare con la sua stessa maggioranza, perché hanno completamente stravolto la legge. La legge doveva essere discussa a dicembre, è stata cancellata poi dal calendario dell'Aula, visto che ci tenevano tanto, da inizio legislatura che dicono che è importantissima questa legge, vanno da tutte le parti in TV a dirlo, probabilmente lo diranno di nuovo adesso quando ci saranno di nuovo dei disastri per il dissesto idrogeologico, e adesso è stata calendarizzata a marzo, naturalmente alla fine di un trimestre, giusto per farvi capire i lavori come sono organizzati a trimestri alla Camera, quindi è un elenco di che leggi tratteremo in questo trimestre, si fa una specie di calendario adesso,
Quando arriveremo a fine marzo, quando è stata calendarizzata questa legge, probabilmente si saranno accavallate tutte quelle prima, ci sarà arrivato qualche decreto in più e salterà di nuovo la legge, quindi andrà un altro trimestre. Ma sostanzialmente, sempre per chi è dei lavori e vi porta a conoscenza di questa cosa, far partire questa legge adesso con le difficoltà che ha, non essendo mai stata discussa al Senato, vuol dire che non arriverà mai a conclusione. Io dico per fortuna a questo punto, avendo letto il testo, ma sappiate che a un'altra volta un governo ha buttato 5 anni senza fare una legge sul consumo di suolo, per fermare il consumo di suolo, e noi non abbiamo più tempo da aspettare e bisogna vedere che si prendano le responsabilità quelli che non hanno portato avanti questa proposta. I comuni, andiamo sui comuni, i comuni, sì, un minuto solo, chiudo solo il discorso, i comuni hanno difficoltà, perché lo Stato centrale non gli dà più soldi, quindi cercano di raccattarli dove possono. Non è questa la soluzione. Noi dobbiamo spingerli con una legge a evitare che utilizzino gli oneri di urbanizzazione, e questa legge può essere uno stimolo, però vediamo che anche qui c'è una forte componente, e l'ANCI l'ha dimostrato con degli emendamenti che vanno in senso completamente opposto. L'ANCI stesso chiedeva di non fermare l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione per la spesa corrente. Hanno bisogno di soldi e credono ancora che la possibilità di ricavare soldi sia far cassa col nostro territorio. Questo è un passaggio fondamentale. Se i nostri amministratori locali, oltre allo Stato centrale, non lo capiscono, non andremo da nessuna parte. Quindi qui è importante che i cittadini si facciano sentire dalle istituzioni. Grazie. Allora, ora gli ultimi 3 interventi riguardano quello che probabilmente interessa di più, non che non siano interessanti le discussioni nazionali e europee, ma l'attualità regionale ci parla di una discussione in... Ringrazio dell'invito, sto dei tempi, però rubo qualche secondo, essendo l'unico cattivo di questa sala, perché politicamente vengono esperienze diverse, no? Per cui avendo fatto il vicepresidente della regione Veneto fino a qualche mese fa con delega all'urbanistica, sono un cattivo, però ho diritto a fare un po' di, si dice, di difesa, no? E quindi se mi permettete, proprio i primi 2-3 minuti di 6 che vi rubo, provo con i 6, hanno detto 10 ma cerco di stringere, faccio qualche osservazione. Un appunto per ogni relatore, non tutti, ma insomma. Il professor Tempesta che ha fatto dei grafici che sono oggettivamente veri, ma si parte dal 1920, si arriva ovviamente ad oggi, mostrando che è aumentato in maniera importante il consumo del suolo, e qua si lamenta del 1920. In Veneto c'era la pellagra, perché o siamo onesti con noi stessi che c'è del male, ma siamo diversi, perché fino a prova contraria nel 1920 e 30 in Veneto era l'unica regione d'Italia, era la regione più povera d'Italia, dove si moriva di pellagra perché non c'era da mangiare, si mangiava polenta. E infatti il consigliere Boato, assessore all'urbanistica e all'ambiente del Veneto, c'era anche lui per un pezzetto. E siccome i Verdi hanno governato Venezia, Marghera non l'ha fatta, è rimasta anche nel vostro periodo di governo, cioè nessuno è intervenuto, ha detto che l'emigrante tornava e non riconosceva più il Veneto, ma è andato via dal Veneto da immigrante perché il Veneto non c'era da mangiare. E Don Albino Bizzotto che sui valori morali non tocco niente, lo condivido tutto sui valori morali, ma insomma, però la proprietà privata è in Costituzione, fa parte di alcuni nostri valori. Io smantellarla così dalla mattina alla sera qualche dubbio ce l'ho, e se devo arrivare a pensare che per non consumare suolo non faccio l'ospedale di Padova, casomai discuto dove farlo, e quindi peggioro la sanità perché dico non occupo 10 campi di terra e mi tengo la sanità magari l'ospedale vecchio di Padova, che è per certi aspetti un ospedale che ha qualche problema, qualche dubbio ce l'ho, cioè estremizzare lo trovo abbastanza poco opportuno, però è un mio punto di vista, non è scontato che siamo d'accordo, così come non è vero, è una balla che tutti i comuni e tutti i sindaci abbiano usato gli oneri di urbanizzazione per fare cassa. Perché gli asili, le scuole, le piste ciclabili, i parchi verdi dei comuni sono fatti con gli oneri di urbanizzazione. E è vero che negli ultimi anni, quindi della crisi, quando si costruisce poco, quando gli oneri sono bassissimi, se uno guarda un bilancio in un comune qualsiasi, non cito Spinello, non lo conosco, me ne frego,
può essere l'eccezione del caso, ma quando una volta si incassava, dico un numero a caso, un comune 1 milione di euro per oneri, ne spendeva 950.000 per opere, adesso ne incassa 100.000, non ha più soldi, forse in questo momento li spende per cose diverse. Ma la storia degli oneri di urbanizzazione non è storia di speculazione. E abbiamo rovinato il Veneto a fare troppe robe, non sono uno che dice il contrario, però stiamo attenti a far sì che si faccia di ogni erba un fascio. Non è corretto, perché il Veneto è una regione che sulla sanità, sulle scuole, è avanti rispetto a molte altre regioni d'Italia. Abbiamo costruito tanto e male, ma abbiamo speso tanto, qualche volta male, ma meglio di altri. L'Italia è lunga, e quindi le prediche ce le facciamo con calma. E non accetto la parola, non la accetto proprio, saranno fatto anche privati speculatori. Perché se il Veneto è fatto di gente che dallo scantinato si è fatta la piccola attività artigianale, il vecchio idraulico, e si è fatto il laboratorio, non è un privato speculatore, è quello che ha dato lavoro e ha fatto crescere il Veneto, disordinata. E poi scusatemi sempre, perché mi sono presi 2 minuti, mi scuso con voi, ci vuole una voce che sto, no? Altrimenti sembra un sermone tutto da una parte. Scusate, ma quando facciamo le analisi sociologiche e tecniche, diciamo la verità, è cambiato negli ultimi 40 anni radicalmente il modello strutturale dell'impresa veneta, ma soprattutto è radicalmente cambiato, caro dottor Boato, il modello della famiglia. Una volta io a casa mia, quando avevo 10 anni, eravamo a casa mia 4 famiglie, eravamo in 18 e io dormivo nelle camere dei miei cugini. Adesso quel nucleo familiare si è spezzettato 40 volte, per fortuna mia non ho casi di divorzio di famiglia, teniamo ancora, non è un caso, E quindi abbiamo famiglie monofamiliari, bifamiliari rispetto a una volta, quindi è aumentato il numero delle case necessarie a una popolazione numericamente che non è cresciuta moltissimo. Se non parliamo di questo, facciamo un dato, eravamo 40 milioni, avevamo 100 case, siamo 60 milioni, abbiamo 500 case, fatta così è una bufala. Perché tutti noi abbiamo voglia, se possiamo, in un mondo normale, di star meglio di prima. E qualcuno di voi avrà visto, un'altra cosa citata, le ville venete, che bel paesaggio, dei ricchi sfruttatori che sfruttavano la plebe veneta. Tanto che, se qualcuno ha visto l'albero degli zoccoli, se lo ricordano come erano i poveri di quell'Italia di quel tempo, dove c'erano pochi ricchi. No, perché se evochiamo questi modelli, belle sono le ville venete, ma non il modello di vita che c'era attorno a quel sistema. Se evochiamo quei sistemi, facciamo finta, io le ho studiate per le ville venete, sono meravigliose, però il modello che stava dietro era un modello di mezzadria, di sfruttamento brutale. Mi fermo qua perché esagero, però dico che poi conta fare le cose, perché le leggi europee ferme da 15 anni è una colpa, non sono ferme, e in Parlamento da 25 anni si discute con tanti governi di tutti i colori. Sì, non c'era il 5 Stelle prima, io mi auguro che adesso facciano qualcosa di più, merito vostro se succede, tanto con i colleghi del 5 Stelle vado a livello veneziano, anche se ho cultura politica diversa, quindi non è un problema. Ma d'accordo, non è un problema caratteriale, no? Dico, però è un argomento che da sempre trova difficoltà, per 1000 motivi, non solo per gli speculatori. Perché non si può fermare, io non sono mica d'accordo con voi, sapete, sulle decrescita felice. Non l'avete mai usata, la tiro fuori io. Cioè io non sto immaginando un mondo che regredisca. Non la penso così. Penso che si possa fare qualcosa, che in un mondo nuovo che vede i difetti del passato, anche i difetti dello sviluppo disordinato del Veneto degli anni 70-80, che ci ha fatti ricchi, ma ci ha fatti diventare un Veneto disordinato come sappiamo, si possa correggere. Ecco, allora cito 2 cose, la domanda era questa e quindi ho finito. Una è la legge sul consumo del suolo, che è in Veneto, una è a mia firma, per cui la difendo perché è a mia firma, quindi è una delle 3. Quindi, c'era anche 4 anni fa, quindi come dite voi, dipende poi se esce, no? E non sono riuscito a farla approvare da vicepresidente della Regione Veneto e assessore dell'urbanistica. Quindi non è che mi faccio merito, non sono riuscito. E il PTRC, che conteneva il famoso blocco dell'articolo 38 che bloccava tutto lo sviluppo attorno ai nodi autostradali, l'ho presentato, approvato, ha fatto vincolo e poi il Consiglio regionale contro di me ha modificato il vincolo. Succede, no? Quindi non è che condivido tutto quello che fanno gli altri.
ma una battaglia che ho fatto anche con alcuni di voi, con Rabino, sul piano casa in Veneto. Io ritengo, ad esempio, che il piano casa in Veneto sia una buona legge per il contenimento del consumo di suolo. Perché gli 80.000 ampliamenti di casa fatti in Veneto con quella legge, la premessa era che il fabbricato non fosse abusivo, quindi va anche in linea col tema della sicurezza, e in Veneto quello dell'abusivismo non ce l'abbiamo, o meglio, c'è sempre qualcosa, ma è un tema minimalissimo. Ma quegli 80.000 casi che abbiamo in Veneto di piano casa, ampliamenti di case esistenti, sono 80.000 lotti meno usati, perché se uno non poteva ampliarsi la casa e ne aveva bisogno, la gente non fa speculazione con 50.000 euro, o con 30.000 o con 80.000, quelle non si chiamano speculazioni, sono bisogni, ma di qualche volta per fare l'appartamentino per la badante per l'anziano in casa, e quindi è un servizio sociale. La ritengo una buona norma, che conteneva in sé un articolo che era la variante verde. Credo sia uno dei pochi casi in Italia, cioè, siccome qua si parla sempre di speculazione, ma molte zone edificabili, industriali o artigianali o residenziali, oggi non sono interessanti per chi ce le ha, ma sono un costo. E per tornare alla zona agricola non basta dire torniamo indietro, bisogna tornare a destinazione agricola. La variante verde introdotta in quella legge consente al cittadino di dire, caro sindaco, torniamo indietro. Sta funzionando molto bene. Chiudo con la legge sul consumo del suolo, non la cito tutta, la sostanza è consentire recuperi edilizi sull'esistente, consentire la riqualificazione urbanistica, ma anche una cosa che avevamo situato da fare, che vi invito a fare, metterci 2 soldi perché in casa il sindaco sia costretto a fare i sotterfugi. Finanziamo qualcosa che consenta nel recupero urbanistico edilizio quegli interventi che fanno sì che se tu metti sul mercato, non mi piace, disponibile il recupero, puoi non usare solo nuovo. Chiudo dicendo che la legge, la proposta di legge dice stop in 3 anni, tutto ciò che c'è dice dalla legge 50%, e se non lo fai in 3 anni, e sapete che oggi non c'è interesse a farlo, fra 3 anni stop. Perché c'è un problema anche di legge, lo sapete, che quando si parla di pensioni si cambiano diritti acquisiti, quando si parla invece di urbanistica il termine è diverso, che se tu fai una legge che va contro il diritto di qualcuno, fai bella figura a presentarla, ma poi alla fine perdi tutte le cause. Succo, e mi scusate con la forma, del modo, è opportuno intervenire però con fatti concreti, perché altrimenti se interveniamo con degli slogan, fra 5 anni ci troveremo qua, magari qualcuno governerà, qualcuno no, ma saremo con i parametri che vanno su e non avremo fatto niente. Io avrei preferito la legge Catania approvata 5 anni fa, la mia legge sul piano casa, una come la mia, approvata con degli errori. Quando aspetti la norma perfetta, nel durante c'è qualcuno che comunque ci approfitta. Grazie e buon lavoro a tutti voi. Grazie al tavolo, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, che ci esporrà invece la proposta di legge del Movimento. No, poi faccio una precisazione, noi non abbiamo ancora depositato una proposta di legge, ci stiamo lavorando, poi adesso vi spiego. Allora, siamo in Veneto, l'abbiamo visto, siamo in una delle regioni dove si è consumato di più, al di là di tutto quello che ci è stato detto, si è consumato di più la risorsa fisica suolo. Al di là di tutto quello che abbiamo detto, questo cosa rappresenta a livello politico? Rappresenta un fallimento della programmazione di questa regione, fallimento che, bisogna dirlo, parte anche da un'altra origine, che oltre alle leggi sul consumo di suolo si deve partire anche dalle leggi del governo del territorio. In questa regione abbiamo una legge, la legge 11 del 2004, che è appunto la legge sul governo del territorio, che purtroppo non ha saputo temperare alla competenza che il governo ha dato alle regioni e a questa regione per governare il territorio, non più solo urbanistica ma anche governo del territorio. Quindi non possiamo parlare di produrre, adesso parlo a livello regionale, una legge buona sul governo del territorio, se poi una legge buona sul contenimento del consumo di suolo, se poi abbiamo una legge come questa, la legge 11, che concede delle deroghe troppo permissive. E questo è anche un punto che poi è riportato nel testo della proposta di Urban Meta, che sarà poi il testo, credo,
matrice delle discussioni in commissione. In commissione, fin da subito, fino a quando siamo arrivati 6 mesi fa, abbiamo iniziato a discutere della proposta di legge sul contenimento del consumo di suolo, che sembrava essere il vero cavallo di battaglia di questa maggioranza, partita spedita, e la voleva votare con tutta fretta, probabilmente già ieri. In realtà, per fortuna siamo ancora qui a discuterne, abbiamo altre 2 proposte di legge, una del Partito Democratico, una presentata dal consigliere Zorzato, ma soprattutto si è dovuto, per fortuna, ascoltare le osservazioni che sono provenienti dai cittadini, dalle associazioni di categoria e dagli enti interessati, e che hanno convinto questa maggioranza a produrre un nuovo testo, che è quello che verrà portato avanti da Urban Meta e che poi ci spiegherà. Noi come Movimento 5 Stelle non abbiamo ancora depositato la nostra proposta, ci stiamo lavorando, non è un lavoro molto semplice per noi che siamo appena arrivati, abbiamo anche bisogno di allinearci con una proposta di legge nazionale che è bloccata in commissione, come ci è stato detto. Vorremmo mettere però seriamente mano a questa questione, al contenimento del consumo di suolo e anche alle leggi connesse, soprattutto appunto alla legge 11 del governo del territorio. Quello che emerge anche dalla proposta di legge di Urban Meta, ma anche dalle altre, qui sono un po' critico, è che viene portata avanti una tendenza che è quella degli ultimi 20 anni in questa regione, dove le attività di programmazione, quindi di legislazione, di produzione di leggi, vanno davanti a quelle che sono le attività di pianificazione. Ecco, il governo del territorio è pianificazione, se vogliamo che sia una cosa efficiente. Si fanno leggi ma non si fanno piani. A tal proposito ci tengo a osservare che in questa regione mancano dei documenti, degli strumenti, dei piani che con una visione ventennale, trentennale, strategica descrivano e propongano quelli che sono i rischi, le opportunità, le strategie da intraprendere in questa regione. Abbiamo un PTRC che non è ancora stato approvato, PTRC piano territoriale regionale, quindi un piano che dovrebbe guidare le trasformazioni territoriali, paesaggistiche di questa regione. Non abbiamo piani di settore paesaggistici, mancano anche di piani di promozione delle attività socio-economiche che mettano mano anche alla questione socio-economica. Nella nostra proposta, che presenteremo a breve, oltre a demandare il testo che ci verrà proposto poi da Urban Meta, vorremmo concentrarsi su alcune questioni cruciali. In quella proposta di legge di Urban Meta è presentato un punto molto delicato, ovvero dove si vuole dare, e dopo chiedo magari di ribattere a rappresentante di Urban Meta, viene presentato la priorità di investire nelle aree sottoutilizzate. Questa è una questione molto delicata, molto particolare, permetterebbe a piani strategici di intervenire in quei frangenti in cui le aree sono molto appetibili, sono quelle ai confini tra città e campagna, e poi quello che abbiamo visto prima nel video, insomma, succederebbe che invece di creare un filtro naturale tra quello che è costruito e quello che sarà campagna, andiamo a realizzare delle altre forti speculazioni, in alcuni casi speculazioni che vanno contro la logica del consumo di suolo. Noi vado a concludere, avrei tante altre cose da dire, però magari poi se avete bisogno di fare delle domande io rispondo molto volentieri. Noi siamo aperti a ricevere contributi da tutti, da associazioni, da cittadini, da enti che vogliono contribuire a portare avanti quella che sarà la nostra proposta di legge. Una proposta di legge che appunto terrà in considerazione componenti socio-economiche e la valorizzazione del paesaggio, del territorio e anche della salute dei cittadini. Grazie. Che vedo che siete ancora rimasti qui in sala, insomma venerdì sera si è stanchi, ma si vede che è un argomento che interessa a voi come è interessato a noi. Urban Meta è una fetta della società civile, ci siamo ritrovati
Quasi casualmente il gruppo è cresciuto, ha una valenza regionale, vi partecipano ordini professionali, architetti, ingegneri, gli agronomi, i geologi, gli psicologi, c'è Legambiente, molto importante, c'è l'Union Camere, c'è Confindustria, sia quella dell'innovazione che quella delle costruzioni, i 3 sindacati, l'Università di Padova e altri, gli due istituti per l'urbanistica italiani, sempre con le loro rappresentanze regionali. È un tavolo paritetico, apolitico, aperto e ci siamo messi, abbiamo iniziato a discutere. Prima abbiamo creato quello che secondo noi era un patto per rigenerare la nostra regione, no? Si parla di non consumare che però quello che è stato consumato tante volte è stato consumato male, diciamo è brutto per dire che è inefficiente, che genera uno spreco di risorse, la casa molto lontana da dove passa l'autobus impone l'uso dell'auto, quindi CO2, traffico, inquinamento, no? Ecco, noi abbiamo questo territorio che è stato, come dice Zozzato, costruito in modo disordinato, fa parte della nostra storia, della nostra cultura, però ce lo ritroviamo e dobbiamo migliorarlo. E siamo partiti confrontandoci sui principi. Poi abbiamo avuto una bellissima serie di incontri con i candidati alla presidenza della Regione Veneto e tutti hanno sottoscritto questo manifesto e per noi è stato un punto importante, non tanto per orgoglio per noi, ma perché vuol dire che nei vari strati politici si sta facendo strada questo percorso verso una maggiore attenzione. Poi voi dite erano in corsa elettorale. Diciamo chi ha partecipato per i 5 Stelle, se non altro, sicuramente, vista la serata di oggi, ha dimostrato che ci crede veramente. E dopodiché nato proprio in quegli incontri la necessità di fare un passo avanti, cioè abbiamo detto dobbiamo sporcarci le mani, perché è facile. E su questo do ancora ragione a Zozzato, dire andare avanti per slogan o per grandi principi, per massimi sistemi come avevamo fatto noi, ma dovevamo cercare di scendere sul concreto. E l'occasione ce l'ha dato il PDL 14 presentato da Zaia, nella fase in cui non era ancora presidente, appena eletto, che mi ha detto sì, c'è del buono, però vorremmo qualcosa di più. Allora io adesso cerco di essere sinteticissimo. Innanzitutto i principi e le finalità. Sono importanti, manca a livello regionale, ma a livello nazionale alcune leggi di principi, di grande pianificazione e allora dobbiamo sopperire all'interno delle singole leggi. Ad esempio, sostenere strategie ed azioni finalizzate al ripristino della naturalità e delle funzioni ecosistemiche dei suoli, anche in ambito urbano, cioè non solo dentro la città dobbiamo riprendere la funzionalità ecosistemica dei suoli, ma anche fuori, perché quando noi difendiamo il suolo e lo dobbiamo fare, ricordiamoci che il secondo passo è rivitalizzare quei suoli. Qui intorno, se voi vedete tutti questi terreni arati, che bello come si faceva una volta, lo fanno ancora, quello sta generando un inquinamento, no? Un terreno che non ha su una pianta è un terreno che sta morendo, è un terreno che sta perdendo occasioni di vita, è un terreno che non rispetta, che non esiste in un sistema ecosistemico. Noi naturale, allora una buona agricoltura, il greening che è stato citato prima, va lentamente in questa direzione, cioè tenere sempre un suolo agricolo coperto o di culture che fanno cibo, producono cibo, o di culture che servono all'ambiente, ad arricchire il terreno stesso. Ecco, quindi c'è un aspetto molto importante anche da lavorare al di fuori. Una seconda cosa a cui noi teniamo tantissimo è il fatto che riteniamo fondamentale come principio garantire la trasparenza amministrativa e la partecipazione informata dei cittadini. Ora, non parliamo di partecipazione tipo PAT, che ci si riunisce, vi spiego il nostro progetto. No, la vera partecipazione è cittadini, che cosa avete in mente? No? Come i bambini che scrivevano con i loro disegni che cosa vogliono. Questa è la partecipazione. E perché è importante in questo progetto di legge sul consumo di suolo? Perché l'alternanza al non consumare suolo significa rigenerare. Stasera si è usato molto la parola, scusate, la parola riqualificare, bellissima, ma noi vorremmo
che passasse il messaggio della rigenerazione, che è qualcosa di molto più grande. Cioè la rigenerazione prende in mano più di un rione, prende un intero quartiere, prende grandi fette della città. Chiaro, non le rade al suolo, ma alcune parti sì. Allora per fare questo capite bene che ci vuole molta partecipazione, cioè ci vuole molto colloquio, bisogna riuscire a spiegare i propri intenti e a capire quelli che possono essere le esigenze dei singoli e trovare una sintesi a questo. E qui siamo solo i principi. Abbiamo introdotto, che non esisteva a livello regionale, e credo che sia importante definire che cos'è la superficie naturale, seminaturale e agricola, e l'abbiamo fatto in senso generale, ma pensando alle finalità di questa legge, che cos'è il consumo di suolo, e qui siamo scesi nel confronto dell'arena, no? Perché questo è importante, perché anch'io non credo che il consumo zero sia qualcosa di fattibile, ma iniziamo a capire intanto che cos'è il consumo di suolo, e per quanto imperfetta sicuramente la riteniamo un ottimo sforzo nella direzione giusta. Ecco, e si è dovuto definire questo. Io adesso, a parte che sul sito di Urban Meta si possono trovare maggiori dettagli, volevo andare un po' di fretta. Qual è il fulcro di tutto? E dire, abbiamo definito che cos'è la superficie naturale, seminaturale e agricola. Abbiamo definito che cosa significa consumo, cioè tutto quello che viene costruito o utilizzato al di fuori del perimetro urbano, ma anche all'interno della città, se quel suolo era dedicato a un parco, non privato ma pubblico, se era un'area di connessione naturalistica, se aveva una valenza di connessione con ciò che c'è al di fuori, mi diventa consumo se lo tocco, ma non è consumo se io ho già un lotto non ancora edificato ma dentro una lottizzazione. Ok? Questo è per intendersi. Bene, diciamo il rapporto, quello che stai dicendo, a differenza della proposta di Zozzato che dice 50% di ciò che il patto ha stabilito e poi basta, noi diciamo no, ci fermiamo subito. Poi possiamo costruire ancora, ma quello verrà contabilizzato come consumo e sarà la giunta regionale, perché è una scelta tecnica sì, ma anche politica, di dire ogni 5 anni quanto suolo potrà consumare, considerando gli obiettivi dell'Europa prima e gli obiettivi che si dovrà porre la regione. Cioè al centro di tutto rimane, noi tecnici riconosciamo il valore della politica e gli diamo in mano una grossa patata bollente che è quella di ripartire a livello regionale il suolo. Allora forse potremmo scoprire che ne ha più bisogno una grande città di un piccolo paese, no? Nel Padovano che si è tanto costruito ci sono paesi, comuni che hanno 2000 abitanti, hanno la possibilità di costruire alloggi sui loro piani degli interventi per 1000 abitanti e ogni anno se ne scappano via famiglie perché non c'è occasione di lavoro, perché sono isolati, perché il mondo è i nuclei, le città attraggono le persone perché lì c'è inevitabilmente la ricchezza, la cultura, la conoscenza, i rapporti umani. Insomma, se il mondo è nato verso le città, se la civiltà è nata con le città, un motivo c'è, no? Ecco. Quindi una ripartizione che sarà sicuramente non facile. Prima giustamente, scusami non mi ricordo il nome, ma il rappresentante dei 5 Stelle nella seconda commissione consigliare diceva c'è qualche punto di questa legge che non mi piace. E uno dice perché per l'interesse pubblico generale di rilevanza o generale di rilevanza sovracomunale i criteri, no, che abbiamo messo saltano, cioè tu puoi realizzare comunque la tua opera perché ha una e non è consumo di suolo. Cioè noi abbiamo ritenuto questo, però vedete il confronto, probabilmente forse ha più ragione lui, non lo so. Noi abbiamo ritenuto che ecco, un ospedale di Padova se viene costruito non generi consumo di suolo. Ecco, cioè quel suolo consumato non va nella contabilizzazione, perché io mi auguro che i metri quadri che metteranno a disposizione siano pochissimi, però le opere pubbliche possano uscire da questo. Ecco. Però se questo è lo scalino, emendatelo. Voglio dire, confrontiamoci, per noi insomma abbiamo fatto una scelta politica, abbiamo fatto una scelta in chiave mitteleuropea,
noi riteniamo di esserci, cioè vorremmo essere un po' inglesi, insomma, che sanno anche applicare le parole, che non cerchiamo sempre di aggirare l'articolo, ma allora faccio diventare di interesse pubblico anche l'edificio, no, solo perché ci metto dentro una biblioteca e il resto invece sono grandi magazzini. Ecco, io spero sempre che ci possiamo comportare in modo diverso. Siamo stati molto attenti alle disposizioni transitorie, non che se il provvedimento della giunta regionale esce invece che in 6 mesi, in 2 anni, perché è complicato, a lei ci diamo dentro, no? Ecco, abbiamo cercato di prevedere tutti questi aspetti. Spero insomma, di aver dato che abbiamo dato un buon contributo. Se non è stato così abbiamo l'occasione per migliorarla. Abbiamo pensato ai finanziamenti. Ma l'aspetto veramente, secondo me, più innovativo di tutte le proposte di legge a livello nazionale e regionale è stata quella di dire riqualificazione e rigenerazione. La rigenerazione è una cosa grande, è una cosa, dobbiamo rigenerare Marghera, possiamo rigenerare l'intera città di Mestre o una parte di essa, cioè è qualcosa di molto impegnativo. E come si può affrontare? Fondi europei. I fondi europei ci sono, ci vuole una grande progettualità, una grande volontà politica, l'individuazione delle aree su cui puntare e iniziare a lavorare seriamente su questi per creare l'opportunità di farlo. Guardate che queste sono occasioni per generare sicuramente del lavoro, sicuramente del profitto, però in quel circolo virtuoso che porta poi a un miglioramento delle condizioni delle situazioni ambientali. E i piccoli comuni devono invece andare sulla riqualificazione subito, di corsa, i crocicchi, le strade, i quartieri, i mezzi quartieri, colloquiando con le persone. Ecco, questa è l'immagine che noi abbiamo cercato di tradurre in legge, speriamo di esserci riusciti. Un'ultima parola, mixité, perché dobbiamo andare incontro verso la mixité, non dico solo sociale, ma anche fra la residenza, l'artigianato, la produzione e la cultura, cioè tutti i servizi oggigiorno devono stare dentro la città e mischiarsi, allora la città diventa viva e non è più ghettizzata, non c'è più una zona industriale, chiaro, la zona industriale però quelle attività impattanti, ma quando sono terziario devono essere mescolate alla città, così come il povero deve stare vicino al ricco, resta comunitario. Allora questo genera ricchezza, genera integrazione, genera opportunità. In Svezia ci sono stati dei quartieri costruiti per i ricchi che i ricchi hanno abbandonato perché erano dei ghetti e stavano male ed erano pericolosi. I quartieri misti non sono pericolosi neanche per i ricchi. Perdonatemi questa banalizzazione, questa semplificazione. Ecco, in questi principi, quindi la condivisione e la ricerca di un'innovazione, che è un'innovazione innanzitutto sociale, è per noi estremamente importante. Questa è una piccola proposta, speriamo che possa essere anche migliorata. Grazie. Grazie.